Buonasera a tutti e benvenuti al sesto appuntamento di questa ultima giornata del Festival della Scienza di Verona. L'incontro che si svolgerà oggi, adesso a breve, dal titolo "I boschi ci raccontano il cambiamento climatico", andrà ad approfondire i servizi ecosistemici della foresta, dei boschi e la biodiversità. Parleremo anche di come la pandemia che stiamo vivendo da più di un anno sia in qualche modo legata alla distruzione delle foreste e della biodiversità. A parlarci di questo sarà infatti Paola Favero. Ciao Paola. Ciao, salve a tutti. Benvenuta. Paola Favero è forestale, scrittrice e amministratrice delle riserve naturali statali del Veneto come ufficiale del Corpo Forestale dello Stato. L'evento, lo ricordiamo, è promosso da Inner Wheel Club Verona B-Lab con il Rotary Club Verona International e il Rotary Club Verona Scaligero. A tal proposito io do il benvenuto a Maria Cristina Andreoni, che è appunto presidente di Inner Wheel Club Verona B-Lab. Maria Cristina, lascio a te la parola per un saluto. Va bene, sarò brevissima. Intanto salve a tutti, salve Paola, salve Serena, grazie per averci qui. Io sono in rappresentanza, come hai detto tu, anche dei miei due esimi presidenti, Ugo Tutone, che è del Verona Rotary International, e Nicola Picotti, che è del Rotary Verona Scaligero. Oggi direi che è una giornata perfetta per vederci, parlare di questo argomento, perché la dottoressa Favero sa anche lei che è la giornata internazionale delle foreste, quindi questa è l'occasione perfetta per essere qui e ritrovarci a parlare insieme di questo del bosco, che è una tematica che ci sta moltissimo a cuore. Insieme ai due club che abbiamo già citato, abbiamo pensato un service con la consulenza della dottoressa Favero che ci sta molto a cuore e che vorremmo fare per portare consapevolezza ai bambini e agli adolescenti, perché sono poi dopo i cittadini del futuro prossimo, e appunto vogliamo divulgare tutto quello che ha a che fare con le conseguenze ambientali e i cambiamenti climatici. Abbiamo pensato ad un convegno di presentazione che speriamo poter tenere in presenza a Verona, altrimenti lo diffonderemo attraverso i canali digitali come questa conferenza. E attraverso questa conferenza noi lanceremo il concorso per le scuole, l'iniziativa di visite extrascolastiche nei boschi della Lessinia in collaborazione con le guardie forestali, e vorremmo anche collaborare con delle aziende che vogliono dimostrare come sia possibile coniugare la produzione con l'ecosostenibilità. Io ho detto tutto, vi lascio la parola. Bene, grazie Maria Cristina, noi ci vediamo Grazie dopo. Prima di lasciarti la parola, Paola, voglio ricordare a chi ci sta seguendo che possono lasciare i commenti e le domande qui sotto, e a cui appunto tu, Paola, poi risponderai alla fine della presentazione. A questo punto io mi congedo, auguro un buon ascolto a tutti e ci vediamo dopo. Grazie, intanto volevo solo precisare che ero comandante del reparto per la biodiversità di Vittorio Veneto e anche per un periodo di Belluno, e amministravo le riserve naturali del Veneto, ma questo fino a un paio d'anni fa, perché poi mi sono congedata e sto continuando a lavorare come così individualmente come privata cittadina, ma appunto mettendo a frutto tutta l'esperienza degli anni di lavoro sul campo. E volevo ringraziare sia Rotary che Inner Wheel per questa bellissima opportunità, e ovviamente il Festival della Scienza di Verona, che mi ha accolto tra i relatori, perché credo è diventata per me una missione, quando posso, di poter condividere
alcune conoscenze e anche alcuni pensieri, alcune mie anche idee, diciamo, su quello che riguarda il futuro delle nostre foreste, e quindi ritengo che l'informazione e la divulgazione siano proprio una cosa prioritaria. Tante volte le consideriamo cose magari secondarie ad altre, ma in realtà in questo momento è fondamentale conoscere proprio perché prendendo atto di quello che sta succedendo possiamo anche cambiare, possiamo anche diciamo fare qualche cosa che altrimenti non sapremo fare o comunque non siamo convinti di fare. Diciamo soprattutto, prima di tutto una cosa molto importante: le foreste sono l'ecosistema più evoluto, più complesso, il massimo, diciamo, livello di complessità che hanno raggiunto gli ecosistemi naturali sulla Terra. Ovviamente se parliamo invece del mare abbiamo gli oceani, ma le foreste sulla Terra rappresentano proprio il massimo dell'evoluzione che ha accompagnato lo sviluppo di tutti, diciamo, i vegetali, di tutte le fitocenosi vegetali che conosciamo. Le foreste sono importantissime, non solo perché, come tutti sappiamo, è stato grazie ai vegetali e alle foreste in particolare, agli alberi e agli oceani e agli organismi che ci vivevano, che è cambiata l'atmosfera della nostra Terra. Prima non era possibile per noi viverci, neanche per gli animali, perché era un'atmosfera quasi priva di ossigeno, se non priva del tutto, e c'è stata una grande rivoluzione e da un'atmosfera priva di ossigeno si è passati a quella che conosciamo adesso, ma questo grazie all'attività dei vegetali che assorbivano l'anidride carbonica e emettevano ossigeno, e questo continuano a fare anche oggi. E quindi, diciamo, tutti sapete, tutti lo diciamo, le foreste sono importanti perché riescono a sottrarre parte della CO2 che c'è nell'atmosfera, che noi in questo caso, in questo periodo della Terra, che tra l'altro molti studiosi chiamano proprio antropocene, perché è molto, diciamo, ha cambiato le sue caratteristiche proprio a causa del nostro impatto, che è molto forte, molto rapido, e ha fatto modificare molte cose sulla nostra terra. E quindi, diciamo, le foreste sappiamo tutti che sono importanti perché comunque cercano di mantenere l'equilibrio tra la presenza della CO2 e dell'ossigeno, e comunque riescono a sottrarre un 30% della CO2 che noi con le nostre emissioni stiamo continuamente facendo aumentare. Ma se noi ci fermassimo solo a questo sarebbe una piccola cosa. Infatti, diciamo, non so se voi avete sentito una cosa, mi permetto di dirla perché è stata detta proprio negli organi di stampa, che quando hanno fatto adesso i lavori per i mondiali e ora stanno facendo dei lavori per le Olimpiadi a Cortina, alcuni boschi sono stati tagliati a raso per fare posto alle piste e per fare apposta a questi impianti. Al di là, io non entro nel merito, ma la cosa che mi ha veramente fatto capire quanto poco si conosca, per quello dico importante l'informazione, è stata un'affermazione che si è sentita anche alla televisione, in cui si è detto che per compensare questo taglio sono stati investiti soldi, si è ovviamente tu tagli da una parte e di solito per compensare viene piantato un nuovo bosco in modo da diciamo sostituire quello che si è tagliato, ma in questo caso addirittura è stato finanziato, diciamo, o così hanno detto, la creazione di alcune coltivazioni di frutti di mare, di altri nella laguna di Venezia, e sembra che i fanghi che vengono prodotti da queste coltivazioni siano in grado appunto di assorbire la CO2 tanto quanto facevano gli alberi tagliati. Ma se io mi dovessi fermare a questo, vorrebbe dire che io in questo momento non sto considerando tutti gli altri servizi ecosistemici che gli alberi ci danno. Cosa sono questi servizi ecosistemici? Perché tutti ne parliamo, ma magari non li abbiamo ben presenti. Non sono, gli alberi ci danno un sacco di cose. Ovviamente tutti sappiamo che dagli alberi abbiamo ricavato il legno per scaldarci, per cucinare, per fare le nostre case, per fare i mezzi di trasporto. Parlo anche nel passato, ovviamente,
abbiamo ricavato dagli alberi tutto quello che riguarda l'arte, la cultura, cioè gli strumenti musicali, cioè qualsiasi cosa che riguarda la nostra storia. All'inizio una delle materie prime da cui di cui ci siamo serviti è stato il legno degli alberi. Quindi sicuramente le foreste ci danno il legno, ci danno sia legno per energia, sia legno per costruire, ci daranno dei frutti, ci danno magari degli altri prodotti secondari come i funghi, come altre cose che crescono nelle foreste. Ovviamente ci danno anche, o ci hanno dato in passato, animali di cui noi ci nutrivamo andando a caccia e così via, ma i servizi ecosistemici vanno ben oltre. Prima di tutto le foreste creano il terreno, questo terreno così importante anche poi per coltivare, per esempio, per fare altre cose, è creato proprio da tutti questi, nelle foreste, da questi vegetali, da questi resti organici che si mescolano alla parte inorganica, che creano questo che si chiama terreno, che è fatto in parte da minerali e in parte da sostanza organica decomposta o in varie fasi di decomposizione. Quindi sicuramente abbiamo il terreno, sicuramente le foreste servono a trattenere frane e valanghe, questo lo sappiamo tutti. Sicuramente le foreste servono anche per regimare le acque. Non pensiamo a questa cosa, ma quando noi parliamo di servizio idrogeologico, io ve lo dico molto semplicemente, se piove forte, per esempio, se voi immaginate solo una pioggia violenta che cade su un terreno scoperto e magari pendente, o una pioggia violenta che cade dentro un bosco, capite che tutta l'energia cinetica di quelle gocce d'acqua che cadono su un terreno scoperto e riescono a scavare, a creare un ruscellamento, a creare un torrente, a venire giù dalla montagna magari trascinando con sé tutto quello che trovano e distruggendo e portando problemi, se questa pioggia intensa cade nel bosco, viene attenuata la sua energia dalle foglie, poi dai tronchi, poi dalle radici, e viene assorbita dal terreno un po' alla volta e non arriverà poi tutta insieme all'asta principale, al fiume, che sarebbe, diciamo, il bacino idrogeologico. Tutta l'acqua che cade arriva alla fine nel fiume, che è l'asse di quel bacino idrogeologico. In questo modo le foreste sono importantissime anche per far sì che non avvengano, di regimare le acque e far sì che non avvengano così spesso delle piene, delle alluvioni, perché l'acqua che cade nella foresta arriverà al fiume principale in ritardo e quindi ci sarà più possibilità che nel frattempo, diciamo, sia passato anche l'evento meteorologico e che l'acqua sia defluita e non si assommi a quella che già c'è nel fiume. Quindi anche questo qui è un compito importantissimo delle foreste, ma ancora più importante e ancora più fondamentale, soprattutto in questo momento di crisi ecologica che stiamo attraversando, è la biodiversità. La foresta è l'ecosistema che è più ricco di tutti di biodiversità. Dentro una foresta ci sono tanti di quegli habitat, milioni di habitat e milioni di organismi. Provate solo a immaginare, non immaginate solo l'albero, tutta la parte esterna, e i rami, le foglie, e la corteccia, sotto la corteccia, nel legno, cioè in ogni parte ci sono nicchie ecologiche, ci sono habitat per organismi di tutti i tipi, dagli animali agli insetti, agli uccelli e così via, batteri, funghi e così. Ma immaginatevi tutto l'apparato radicale, perché noi dell'albero vediamo solo una parte piccola, cioè, o una parte, c'è tutta un'altra parte grandissima che sta sottoterra e che è anche quella ricca di vita. Quindi dobbiamo sempre immaginare che, ecco, anche questo è una cosa importantissima, la foresta ci dà una grandissima biodiversità e voi sapete che tutto l'equilibrio della terra, tutto quello che noi abbiamo è fondato su milioni di relazioni tra organismi e tra di loro e con l'ambiente in cui vivono, che permettono al tutto di avere un certo equilibrio e di poter automantenersi. Immaginate che ci siano questi equilibri che si moltiplicano sulla nostra terra e noi invece in questo periodo della nostra storia stiamo distruggendoli questi equilibri e stiamo facendo uscire la terra da questo equilibrio che aveva raggiunto e che era l'ideale per la nostra vita, perché siamo passato in un periodo nell'Olocene che era proprio ideale per la vita dell'uomo sulla terra. Quindi tutte queste cose che vi ho detto, ma ancora abbiamo un altro servizio ecosistemico che è ancora molto importante. Le foreste sono in grado di cambiare il clima di un posto,
sono in grado di influire sulla quantità di acqua che cade, sulle escursioni termiche, sull'aridità di un luogo, e questo è fondamentale. Tutti sapete che dove vengono tagliate le foreste, per esempio tropicali, vengono tagliate, poi piove, l'acqua che cade violentemente trascina via quel poco terreno che c'è, e in moltissimi posti rimane una superficie arida e incoltivabile, assolutamente non più produttiva, che in genere è la laterite, e diciamo in questo modo abbiamo distrutto un ecosistema, abbiamo distrutto il terreno, abbiamo anche cambiato il clima, perché diventerà sicuramente un clima meno piovoso, più arido, soprattutto in zone dove non c'è una grande piovosità annuale. Purtroppo magari in qualche caso sono stata un po' imprecisa, ma ci vorrebbe tanto tempo per addentrarsi meglio in queste considerazioni. Ma vengo adesso a una cosa che ci ha toccato da vicino, e che è appunto la tempesta Vaia, che è successa nel 2018, nell'ottobre 2018, e che è stata la manifestazione di questo cambiamento climatico che sta investendo tutto il mondo, e anche appunto l'Italia. Devo prima dire un'ultima cosa, poi vi faccio vedere un video in cui vedremo cosa è successo e potrò commentarlo, così vedete anche le immagini. La cosa importante che devo dire: le foreste sono sintesi di un clima, cioè noi, senza star lì a dire, io non so, in questo posto piove tanto, la temperatura è così, l'aridità è questa, eccetera. Se io dico questa è la zona del fagetum, cioè dove cresce il faggio, oppure questa è la zona dell'auretum, dove cresce l'alloro, questa è la zona dell'alpinetum, dove troviamo le piante delle Alpi, della parte cacuminale più alta della zona alpina, noi già capiamo che se cresce in quella posto il larice, o se cresce, non so, l'alloro, abbiamo una certa temperatura, una certa piovosità e così via. Quindi noi, senza dover stare a dire tante cose, attraverso la vegetazione di un luogo possiamo definire, sintetizzare il clima di quel posto. Questo a livello delle nostre foreste, delle nostre montagne o dei nostri ambienti, ma questo anche a livello del mondo. Provate a immaginare quando uno dice la taiga, la tundra, le foreste temperate, oppure la savana, oppure la foresta pluviale, già uno si immagina un certo posto con un certo clima. Ecco, io mi sono così inventata, tra virgolette, i boschi fragili, perché purtroppo sono convinta che adesso i nostri boschi rappresentano, ci mostrano continuamente, quotidianamente, una fragilità che prima non avevano, perché sono di fronte a dei cambiamenti climatici, a un clima così diverso, che è cambiato così rapidamente, a cui loro, nonostante milioni di anni di evoluzione che li ha portati ad essere in equilibrio perfetto con l'ambiente dove vivono, questo equilibrio si sta rompendo e loro non sono più in grado di reagire, non si sono evoluti per sopportare magari quei venti o quelle temperature o quella poca piovosità o quel tipo di pioggia che trovano adesso, e non hanno il tempo di adeguarsi, perché i cambiamenti che noi induciamo sono troppo veloci. Quindi adesso chiedo a Serena di far partire il video, così vediamo cosa è successo con la tempesta Vaia, e proprio da queste immagini che vedrete capirete appunto questa mia come dire, paura di fronte a quello che sta accadendo. Ecco, perfetto. Ecco questo, vedete queste immagini. Adesso i boschi fragili è il nome che io appunto ho dato a questi boschi che stanno subendo questo cambiamento così del clima. Questo cambiamento del clima è ovviamente dovuto a questo riscaldamento globale, che provoca di conseguenza non solo temperature più alte, zone che si stanno allargando, le zone di aridità dei deserti e così via, ma crea anche molti più eventi estremi, poiché quando abbiamo più energia in gioco è chiaro che poi ci sono anche la tendenza a riequilibrare, e quindi si creano venti più violenti, bombe d'acqua e così via. Queste immagini che vedete, questa è la strada che sale al Passo Falzarego nell'Alto Agordino. Non so se vi ricordate, in quei giorni subito dopo la tempesta Vaia, era il 29 ottobre
del 2018 si vedevano in televisione spesso queste immagini. Questi boschi sono caduti come dei fuscelli, gli alberi sono accatastati come se fossero stati colpiti, diciamo, dalla mano di un gigante che li ha voluti buttare giù come dei Shanghai. E, è un miracolo che le case, vedete anche c'era prima un pullman proprio lì, non siano state, hanno avuto danni, tanti tetti scoperchiati, ma per fortuna non sono caduti troppi alberi proprio addosso alle case, qualche caso sì, ma non tanti. Ecco, adesso però vi voglio far vedere queste che vedete adesso, sono immagini della piana di Marcesina sull'altopiano di Asiago. Allora, molte persone si sente ancora oggi dire, dicono ecco, i boschi sono caduti perché sono tutti uguali, perché erano tutte piante piantate, erano tutti alberi uguali, erano tutti, poi i boschi non vengono più tagliati, quindi sono più fragili e così via. Allora, non è così. In questo posto che state vedendo, l'altopiano di Asiago, è vero, dopo la prima guerra mondiale e anche tra le due guerre, sono stati piantati moltissimi abeti rossi, che sono questi che vedete nelle immagini, che hanno un apparato radicale molto superficiale e sono molto soggetti appunto a questi schianti da vento, perché già con un vento di 100 km orari facilmente cadono. Qui sono stati piantati tutti abeti rossi, perché a quel tempo si pensava è una pianta che cresce veloce, è una pianta che rende, no, dal punto di vista del legno, e quindi non si conosceva ancora, diciamo, alcuni principi chiave, che sono quelli che i boschi devono sempre, in natura sono sempre disetanei e sono sempre polispecifici. È difficilissimo che voi vediate boschi della stessa età e con la stessa specie. Sono boschi misti come questo che vedete, questo è sempre sull'altopiano di Asiago, però si vede che ci sono dei larici, degli abeti rossi e dei faggi. E qui, come vedete in queste immagini, sono caduti gli abeti rossi, mentre i faggi e generalmente i larici sono rimasti in piedi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le piante hanno diversa resistenza al vento. Ci sono delle piante che resistono di più, in genere tutte le latifoglie resistono per esempio di più delle conifere. Abbiamo tipi di legno che resistono di più e apparati radicali che resistono di più. Quindi sicuramente c'è una diversità a seconda delle specie. Però cosa è successo? Che quando, questo invece è il Monte Grappa, queste immagini che vedete, quando il vento soffia sopra i 150 km orari, come è successo con Vaia, non in tutti i posti, perché in alcuni posti è arrivato a 100 all'ora, in altri a 120, in altri a 150, eccetera. Vedete, questi sono faggi tutti sradicati, siamo nel Cansiglio. Vedete, anche il faggio, che è molto forte, che ha un apparato radicale molto forte, è stato qua sradicato perché evidentemente il vento qui è arrivato più forte. Il faggio resiste di più anche perché, essendo arrivato il vento in ottobre, non aveva la chioma, quindi non faceva l'effetto vela, che invece fanno le conifere, che hanno tutta la chioma in piedi. Qua per esempio, vedete, abbiamo dei larici che sono caduti, anche l'arice è molto forte, ma anche questi altri alberi sono abeti bianchi, questi sono molto più forti dell'abete rosso, erano anche molto vecchi, molto belli, ma sono crollati anche questi. Queste immagini le ho raccolte da posti diversi proprio per far vedere come non si può fare, come sempre, di tutta un'erba un fascio, dicendo delle cose come i boschi sono caduti perché sono tutti uguali o cose del genere, perché la complessità del bosco è incredibile e la complessità dell'evento Vaia è altrettanto enorme, perché dobbiamo tener conto della specie, del tipo di bosco, del versante, del tipo di popolamento, del terreno che c'era, del vento come ha soffiato, della chioma se c'era o non c'era, ma dell'altezza a cui ha colpito il vento. Se un vento mi colpisce a livello dei piedi, resto in piedi. Se il vento forte così mi arriva in faccia, mi butta per terra. Quindi ci sono talmente tante variabili che a me piacerebbe tanto che anche da queste conferenze, da questi incontri, uno se ne uscisse dicendo: ma Madonna, che complicato che è, che complesso che è tutto. Questa è già una cosa importantissima. Diffidate dalle semplificazioni. Questi siamo in Valdega. Qui sono crollati una quantità enorme di foreste nell'Alto Adige, sono di pino cembro e larice. Questo giusto per quelli che dicevano sono caduti tutti gli abeti rossi, basta cambiare l'abete rosso e tutto è risolto. Non è niente vero. Qui sono crollate foreste di larice
pinocembro e anche abete rosso, ma soprattutto l'arice e pinocembro. E qui addirittura, per esempio, sul lago di Carezza, che adesso vedremo, ecco, questa, scusate, questa è un'immagine della Valdega prima di Vaia, e adesso ne vedrete un'altra, questa l'ho fatta ecco, lo stesso posto dopo Vaia, quindi enormi distese di foreste che sono state distrutte. Questo è il lago di Carezza, uno dei simboli delle Dolomiti. Qui credo che siano caduti almeno il 70% dei boschi, da tutte le parti, nord, sud, est, ovest. Questo è il versante nord. Per esempio, in tutte le altre zone il vento ha colpito soprattutto i versanti a sud-est, perché era un vento di scirocco. Qui, per dire, ha colpito dappertutto, probabilmente ha girato, ha sbattuto contro le pareti, non lo so, ma sicuramente, per dire quante cose hanno contribuito a diversificare l'effetto, no? Quindi anche qui questa immagine della violenza con cui Vaia ha colpito. Le persone che abitano in montagna credo abbiano cambiato il modo di vedere le cose attorno a loro, gli eventi che stanno succedendo. Soltanto tanti dicono i suoni che abbiamo sentito quella notte ci resteranno per sempre, perché loro prima hanno sentito il suono, il paesaggio sonoro della distruzione, e poi hanno visto la mattina cosa era successo, quindi immaginate anche questo. Questa è la Val Visdende, ecco, questo l'ho messa perché la Val Visdende, quando ho sentito dire i boschi sono caduti perché non vengono tagliati, i boschi sono caduti perché non sono più gestiti. Allora questo è uno dei boschi che dal tempo della Repubblica di Venezia è stato sempre gestito, ancora oggi, con una attenzione incredibile, quasi maniacale. È uno dei più bei boschi del Veneto e è sempre stato fatto il taglio saltuario o taglio cadorino, che vuol dire un taglio in cui scelgo una pianta qua, un'altra pianta da un'altra parte, cioè taglio per piede d'albero, non tagli rasi, non tagli a strisce, non tagli di altro tipo, proprio i tagli più idonei, più corretti, più simili a quello che fa la natura, perché i veneziani avevano capito che potevano prelevare da questi boschi i tronchi per le loro navi, per fare gli alberi maestri, per i pennoni delle vele, eccetera, però se volevano averne sempre dovevano rispettare il bosco, quindi prelevare quello che si poteva, lasciare il capitale che continuasse a produrre, ed è questa la regola fondamentale. Così facevano anche in Cansiglio, dove tiravano fuori i remi per le galere dai boschi di faggio, che sono i più belli che abbiamo, credo, nel Veneto. Questa è la foresta di Somadida, la foresta che io gestivo. Anche qui vedete, questa è una riserva naturale che dal 76 qui non viene più tagliato nulla, e anche prima era stata sempre protetta dalla Repubblica di Venezia. È passato solo il periodo della guerra in cui è stato tagliato un po' troppo, ma se no è stata sempre preservata ed è una bellissima foresta. Anche qui però Vaia ha colpito, quindi è per dire qualsiasi tipo di intervento, cioè dal bosco abbandonato a quello di riserva integrale, a quello tagliato col taglio cadorino, a quello di Paneveggio che abbiamo visto prima in un'immagine dove viene fatto il taglio raso a strisce. Pur, diciamo, ognuna di queste strutture probabilmente resiste in modo diverso a venti da 100 a 150 all'ora, ma quando il vento arriva sopra quella velocità lì, distrugge comunque tutto. Qui ha creato una grande buca dentro la foresta, che io posso dire che questa buca, che è grande circa 4 ettari, alla fine non è un danno enorme, perché è solo questa, quindi all'interno di tutta la foresta di 200 ettari, 4 ettari di buca mi crea semplicemente un'apertura, magari crea anche un po' di dinamismo, un po' di biodiversità di più, no? Nel senso che dà spazio anche magari ad animali, insetti che nel bosco non possono stare e là magari si trovano meglio, e quindi non è un gran problema. Il problema di Vaia è stato che ha colpito una distesa enorme, 15 milioni di alberi, di metri cubi di legno, e quindi ha colpito dalla Lombardia fino al Friuli Venezia Giulia, cosa che non era mai successo prima. Ecco, io su questo ho scritto un libro e mi sono permessa di scrivere proprio, di analizzare questa affermazione, perché dico non è mai successa prima, perché da varie analisi, dall'analisi del boschi che abbiamo, che porterebbero i segni di eventuali altri accadimenti come Vaia, ma anche dall'analisi storica, cioè di mappe, documenti,
relazioni, eccetera. Non c'è nessun documento, nessuna mappa che ci dica che in passato i nostri boschi sono stati interessati da eventi del genere. E vi assicuro che una volta il bosco era un capitale, era il bene più prezioso che avevano i comuni di montagna, ma tornando sempre alla Repubblica di Venezia, Venezia ha creato il suo impero sulla sua flotta mercantile e tutta Venezia è fatta su palafitte di larice, e quindi Venezia aveva bisogno del bosco. E il bosco era un capitale, un tesoro per Venezia, e ogni volta che cadevano anche piccole quantità di alberi veniva tutto rendicontato. Ho trovato una mappa del 1626, 1626, in cui è riportato proprio una zona di bosco, due zone che si chiamavano Fratte da Vento, quindi zone dove il vento ha buttato giù tutto, nel Cansiglio, in cui era segnato esattamente quanto grandi erano queste buche, quanti alberi erano caduti e cosa bisognava fare. Quindi se scrivevano tutto per delle piccole buche, figuriamoci se avessero avuto un evento come Vaia. Ecco, questa che state vedendo invece è la Valle di San Lucano. Ho voluto mettervi queste immagini perché la Valle di San Lucano è una delle più belle valli delle Dolomiti, è una valle splendida sopra Agordo, sopra Taibon, ed è stata colpita il 24 ottobre del 2018, prima di Vaia, da un terribile incendio che è stato provocato, non tutti lo sanno, da un vento molto forte. Era un vento di Föhn che aveva raggiunto una velocità mai registrata prima, questo da quando ci sono gli anemometri. Questo vento ha fatto cadere una grande pianta sui fili dell'alta tensione e da lì è partita una scintilla che ha preso fuoco tutto, e c'era sempre questo vento molto forte, temperature molto calde per il periodo. Sapete che alla fine di ottobre 2018 si è arrivato a registrare 29 gradi nell'Agordino, e il bosco ha preso fuoco e si è spento solo con l'arrivo di Vaia. Quindi immaginate che devastazione, prima la valle devastata dall'incendio e poi da Vaia. Queste che vedete invece sono i serrai di Sottoguda e ci mostrano un altro effetto sempre di Vaia, che sono questi grandi dissesti, questi trasporti di materiale solido, fango, sassi, pietroni, di tutto, che vengono trascinati da queste bombe d'acqua che ci sono state. Tra l'altro ha piovuto una quantità d'acqua enorme in certi posti, come nell'alluvione del 66, però concentrate in poche ore. Vedete, questa invece è una diga, che una briglia che era stata fatta proprio, scusate, non una diga, una briglia per trattenere proprio questo materiale solido del torrente, ma è stata scalzata addirittura completamente. E il paese di Sottoguda si è salvato per miracolo, perché ha avuto 3 torrenti che hanno trasportato verso il paese da parti diverse materiale solido insieme a quest'acqua, che poi lo mette in movimento e crea questo effetto proprio di scorrimento. Quindi anche questi, l'altra conseguenza di questi eventi è proprio le bombe d'acqua, insieme, anche qui si vede un'immagine della strada che va verso il Passo Fedaia, devastata da questi trasporto di materiale solido, e la devastazione dei boschi che adesso rivediamo in questo video. Ecco, la cosa che non tutti sanno è che in Europa era già dal 1980 si verificavano eventi come questi, uragani molto più gravi di Vaia. Qualcuno di voi ricorderà l'uragano Lothar, che ha distrutto 246 milioni di metri cubi di legname. Pensate, 246 milioni, Vaia ne ha distrutti 15 milioni. Ogni anno abbiamo almeno 2 uragani violentissimi, c'è stato Gudrun, c'è stato Cyril, ce ne sono stati tanti che hanno distrutto di media un 38 milioni di metri cubi di legname in Europa. Per quello arriva il legname dall'estero magari a pochi soldi, perché è il legno che è caduto in seguito a questi eventi disastrosi. Però noi non ce ne siamo mai preoccupati, perché questi uragani extratropicali che hanno cominciato a verificarsi per il riscaldamento degli oceani, anche dell'Oceano Atlantico, arrivavano sempre a nord delle Alpi, non sono mai riusciti a penetrare a sud delle Alpi. Noi eravamo tranquilli, viviamo su un mar Mediterraneo che è sempre considerato un mare buono. In realtà il mar Mediterraneo è diventato anche lui un creatore di uragani. Infatti adesso forse qualcuno di voi ha sentito parlare dei Medican, che sono questi
come uragani che vengono creati perché il Mar Mediterraneo adesso è 2-3 gradi. Quando è successa Vaia aveva 2-3 gradi più caldo del normale e diventa una vera bomba di energia. Quindi vedete tutte queste cose, poi adesso non sto a dirvi, ma insomma Vaia si è proprio originata da una bassa pressione che poteva essere come tante altre, che è scesa da nord, si è rimasta bloccata tra due zone di alta pressione sul Mediterraneo e ha trovato il Mediterraneo molto più caldo del normale. Quindi questa enorme massa di energia crea poi la bomba d'acqua, crea poi i venti fortissimi. Mentre parlavo, non so se siete riusciti a vedere quello che era scritto, cioè io ritengo, non io, ma quello che sta succedendo è proprio un segno, gli alberi che crollano, che la loro capacità di resistenza e la resilienza dei boschi vengono superati da questi eventi a cui loro non sono abituati, ed è un segno molto forte, un messaggio che ci stanno dando. Ognuno di noi ha la possibilità di fare qualcosa. Quest'altra frase che ho fatto scorrere, tratta dal libro L'uomo che piantava alberi, è molto importante perché tante persone pensano che non serve a niente l'azione individuale, ma che quello che serve sono le politiche, le scelte, le cose che arrivano dall'alto. Sicuramente è molto importante quello che verrà deciso dall'alto, ma siamo noi che influenziamo a nostra volta le decisioni che verranno prese. Sono le nostre scelte quotidiane che fanno cambiare le cose, purché vengono fatte da tutti, perché ognuno di noi si impegna a farle. Non possiamo pensare, diciamo, diversamente. Ecco, per questo credo che sia importantissimo fare cultura, come dire, diffondere queste conoscenze, far capire la gravità di quello che sta accadendo, perché io che sono forestale, quando ho visto le foreste crollare, ho sentito un colpo al cuore, perché per me gli alberi sono sempre stati un segno di forza, di resistenza, non di debolezza. Non so come dire, era il posto più sicuro del mondo andare in mezzo alla foresta. Provate solo a pensare, una volta piantavamo gli alberi attorno alle case, perché così ci facevano ombra, mitigavano magari il clima, come farebbe la foresta, e anche ci proteggevano dal vento. Adesso tutti vogliono tagliare gli alberi perché hanno paura che cadano addosso alle case. Pensate come è cambiato. È solo questa cosa qui che tocca a ognuno di noi probabilmente. Quindi capite che le cose sono molto gravi. Ma se noi apriamo lo sguardo anche al di fuori dell'Italia, quello che sta succedendo nel mondo, se vi ricordate proprio nel 2019 abbiamo sentito parlare degli enormi incendi che hanno colpito la Siberia. Allora pensate che in Siberia sono bruciati 4-5 milioni di ettari di bosco. Pensate che Vaia ha colpito 46.000 ettari di bosco. Cioè, provate solo a immaginare le proporzioni degli eventi. Cioè, gli incendi che stanno sconvolgendo il nostro mondo e stanno bruciando le foreste sono una cosa pazzesca. Hanno delle dimensioni mai viste prima, perché dopo c'è chi dice ma ci sono sempre stati gli incendi, non so, in Siberia, sì, ma su piccole superfici. Anche qui c'erano le trombe d'aria cosiddette, noi forestali. Io mi ricordo sull'altopiano di Asiago c'era la buca fatta dalla tromba d'aria di, non so, nel 70, oppure, ma che non erano trombe d'aria, sono temporali, violenti, locali, che creano degli sbalzi di alta bassa pressione locali, e questi creano l'instaurarsi di questi venti molto violenti che buttavano giù magari qualche ettaro di bosco. Ma quello che sta succedendo adesso è che non sono più qualche ettaro di bosco. Adesso le tempeste di vento stanno distruggendo, sono la prima causa di distruzione delle foreste europee, seguiti poi dagli incendi, quindi immaginate, e provate a pensare agli incendi quanto stanno distruggendo nel mondo, perché la California, lo sappiamo tutti, hanno bruciato foreste intere in Siberia, in Africa, in Australia, dappertutto. E immaginate che, per dire la California, tutto quello che sta succedendo, hanno sempre meno piovosità, sempre meno piogge, il clima sempre più arido, temperature sempre più alte, e più bruciano foreste, più scompaiono foreste, più questo si accentua, perché poi una cosa tira l'altra, c'è un effetto proprio, è un volano, come dire, no? Capita una cosa che poi a sua volta fa andare in una certa direzione tutte le altre, quindi si sommano poi gli effetti.
Quindi diciamo, ecco, questa è una cosa molto grave, e per questo li ho chiamati boschi fragili, perché credo purtroppo che i nostri boschi, e cioè i boschi di tutto il mondo, stiano entrando in una fase della loro storia in cui non sono più in grado di reagire a quello che sta succedendo, anche perché la cosa fondamentale è il tempo. Noi stiamo uscendo con il nostro modo di vivere, con i nostri ritmi, con quello che noi stiamo facendo sulla Terra, abbiamo imposto alla natura e all'ambiente un tempo che non è quello della natura. Cioè noi viviamo tutto molto più velocemente, abbiamo impresso anche alle nostre vite un ritmo molto frenetico, e questo tempo non è più il tempo degli alberi. Gli alberi hanno dei tempi più lenti, gli alberi sono in grado di reagire ai cambiamenti. Per esempio, le piante adesso, di fronte all'innalzamento della temperatura, si stanno spostando verso l'alto, quindi le piante che vivono più basse stanno alzandosi perché è più caldo. Per esempio, sapete tutti, anche le viti che noi coltiviamo adesso vengono coltivate più in alto, per esempio, ma non è che si spostano nei tempi in cui noi stiamo facendo cambiare le cose, purtroppo non ci stanno dietro, quindi una cosa importantissima è anche proprio questo del tempo, che non è più quello della natura. Ecco, prima di lasciare il posto alle parole, volevo chiedere a Serena se mi fa vedere un attimo le immagini che avevo preparato, perché vi volevo far vedere cosa succede adesso, dopo 2 anni e mezzo da Vaia, no? Perché ecco, questa è un'immagine che stiamo vedendo di Vaia, ma poi ne vediamo altre 2 o 3 che riguardano sempre il Lagordino, dove io vado molto spesso, Giri pure, ce ne sono altre 2 o 3, ecco, che ancora adesso vediamo così, quasi tutto è rimasto come era in quei giorni lì, con gli alberi che sono quasi sopra le strade, con interi versanti distrutti, e adesso proprio quest'anno ci aspettiamo il terzo grande disastro, cioè che colpisce i nostri boschi, sono le infestazioni degli insetti, perché in conseguenza di tutta questa enorme massa di legname morto a terra e legname malato, morto, distrutto, eccetera, arrivano questi insetti, gli scolitidi, che poi colpiranno anche piante in piedi e potrebbero causare altrettanti danni, altrettante piante morte, tante quante ne ha buttato giù il vento direttamente. Quindi giriamo pure, ecco, perché vi voglio far vedere, ecco, questo qui invece è un'immagine con l'inverno, perché anche quest'inverno con tutta la neve che ha fatto c'era di nuovo il problema delle valanghe, qualche comune ha dovuto far evacuare qualche borgata, perché se la neve supera il livello degli alberi per terra, ovviamente può instaurarsi una situazione di pericolo per le popolazioni che hanno appunto chi abita sotto le borgate che sono sotto questi pendii. Quindi questa distruzione ha messo a rischio un sacco di posti dove prima invece il bosco proteggeva anche le abitazioni sottostanti. Ma giriamo pure, perché questa che abbiamo visto, ecco, questa invece è l'altra faccia di Vaia, io la chiamo così. Questo sono il più grande cantiere forestale che c'è stato in Italia nell'ultimo anno, la piana di Marcesina. Qui si vedono girare camion che vengono dall'Austria, dalla Polonia, dalla Slovenia, cioè, e anche dall'Italia ovviamente, e lavorare a ritmi frenetici, accatastando legname. Possiamo girare pure, e vedete anche la montagna sopra, è tutta percorsa da strisce che sono fatte da macchinari che vanno su e giù a recuperare questi tronchi, che alla prima vista uno dice ma guarda che bravi, ma in realtà c'è anche un aspetto negativo che adesso giriamo ancora e vi faccio vedere. Per intervenire su questi boschi distrutti si interviene con dei macchinari che sono molto particolari, che sono molto tecnologici, per quanto riguarda le tecniche forestali, che in Italia erano usati ma poco, diciamo ne avevamo alcuni ma non così tanti, e soprattutto in alcune regioni come il Piemonte, in Toscana, così, qualcuno anche nel Veneto, ma in realtà noi non li abbiamo mai utilizzati. E adesso ve li faccio vedere, se giriamo ancora le immagini, sono questi, si chiamano harvester. Harvester è tradotto, vuol dire mietitrice. Allora io magari mi direte sono contro il progresso, sono contro la tecnologia,
può essere, però vi faccio vedere ancora un'altra immagine di queste macchine, come lavorano. Allora, questa macchina, vedete, ha un braccio mobile che ha una certa lunghezza, mi sembra 8 metri arrivano da una parte e dall'altra, quindi deve tagliare l'albero, lo srama, lo scorteccia, lo pulisce e lo mette per terra. Per muoversi e per tagliare deve fare delle strisce di taglio raso, non c'è niente da fare, non è che può andare in mezzo al bosco e dire taglio un albero qua, un albero là. Allora vanno benissimo su Vaia, vanno benissimo sulla tempesta di vento, perché riescono a recuperare il legno e a lavorarlo, ma io mi sto chiedendo, quando le ditte nostre che hanno comprato questi macchinari che costano 500.000 euro avranno finito di recuperare gli schianti di Vaia, di sicuro questi macchinari non possono metterli in garage e lasciarli lì. E un macchinario come questo che entra in un bosco in piedi non può altro che far tagli a raso, tutto il contrario di quello che ci chiede di fare la selvicoltura naturalistica, la selvicoltura sostenibile. Giriamo ancora, andiamo un po' veloci, se no non ci resta tempo per le domande. Ecco qui l'altro macchinario, e questo si chiama forwarder, questo va a recuperare i legni, li mette tutti in cataste. Giriamo pure, vi faccio solo vedere gli effetti del forwarder. Questo è il terreno dopo che ci sono passate quelle macchine lì. Giriamo ancora, che ce ne sono altre due, queste sono fatte nel Bellunese da una mia collega. Ecco, vedete, allora uno mi dice, cioè per me è un disastro. Qualcuno mi dice, ma come? Nascono le piantine come l'insalata. Certo, ma la biodiversità adesso dov'è? La salamandra atra aurora, una delle più rare specie del mondo che viveva nei boschi di Manazzo, che sono stati trattati così, c'è ancora o è scomparsa dopo che ci sono passati sopra questi mezzi? Cioè abbiamo sempre il rovescio della medaglia, e so da colleghi che hanno fatto degli studi specifici che in qualche caso qualcuno ha detto era meglio lasciare i tronchi per terra che non creare un disastro del genere nel bosco. Naturalmente, ripeto, questa è la mia valutazione, ma che condivido con molti studiosi. Giriamo pure, che poi ecco qui le ultime immagini. Questo qua è appunto dei camion che vanno a recuperare legname, e ancora un'altra immagine, l'ultima credo, qua che ecco qui vedete, ecco, giusto per farvi vedere, qua vengono preparati tutti questi assortimenti, legno da opera, legno da ardere, per le centrali a biomassa, oppure per fare imballaggi. I legni da opera da Marcesina sono stati fino adesso, ma continueranno anche finché avranno finito, vengono portati a Marghera e imbarcati per la Cina. Allora, quello che a me sconvolge è, parliamo di sostenibilità, e forse non è tanto sostenibile portare legname fino in Cina, tanto più se poi mi si dice che dobbiamo tagliare di più i nostri boschi, perché siccome importiamo troppo legno dall'estero, è meglio che tagliamo il nostro e usiamo il nostro. Allora io mi chiedo, ma perché portiamo il nostro in Cina e poi vogliamo tagliare di più i nostri boschi, perché abbiamo bisogno di legname per il nostro fabbisogno interno? Sicuramente quello che fa la differenza è il profitto. Ovviamente i cinesi ci pagheranno di più, e tutto, come sapete voi, le regole di mercato, però a questo punto probabilmente forse mettendo degli incentivi ad un uso nazionale del legname, per esempio all'impiego di questo legname ricavato anche da Vaia nel mercato interno, forse si potrebbe aiutare anche un'economia diversa. Se ci fosse la carbon tax per il legname che viene portato chissà dove, probabilmente non sarebbe così economico portarlo fino in cima. No, ma sono riflessioni che vi butto lì, ovviamente, perché la cosa che mi preoccupa è che c'è una forte campagna per tagliare i boschi di più, dicendo appunto che i boschi si sono espansi di circa 1 milione di ettari rispetto a 100 anni fa. Allora, solo un'osservazione, i boschi si sono espansi di 1 milione di ettari, è vero, però la massa per ettaro è molto sotto quello che dovrebbe essere, molto scarsa. I boschi si sono espansi e hanno occupato zone abbandonate, zone dove una volta c'erano malghe, pendii ripidi e così via. Secondo voi, se si andranno a tagliare i boschi perché si sono espansi troppo, dove si va a tagliare? Si va a tagliare dove è comodo, soprattutto perché si useranno magari queste macchine che vi ho fatto vedere, che non possono magari andare su pendii troppo ripidi o su posti abbandonati, lontani dalle strade o così via. Quindi alla fine mi sto chiedendo, ma perché
anche mettiamo che il bosco si sia espanso di più, ma perché dobbiamo tagliarlo? Non è che un domani questo bosco in più ci sarà solo che di aiuto, sarà un bene prezioso per tutti i servizi ecosistemici che ci dà, che non sono monetizzabili, che non riusciamo a calcolare come riusciamo invece a calcolare il ricavato magari della vendita del legname. E l'ultima cosa veramente difficile, veramente critica, è ancora l'utilizzo del legname per le centrali a biomassa legnose, perché adesso che c'è questo boom delle energie rinnovabili, giustamente per ridurre le emissioni, per ridurre le energie da carbon fossile, da petrolio, eccetera, ma le energie rinnovabili bisogna stare attenti che non diventino a loro volta un business, per cui diciamo in realtà il rinnovabile non è così rinnovabile, perché nel caso del legname queste centrali a biomassa legnosa che sono nate per utilizzare gli scarti di segheria e gli scarti delle utilizzazioni boschive, e questo va benissimo, stanno diventando invece delle enormi centrali che hanno bisogno di essere sempre diciamo approvvigionate, e si arriva a tagliare i boschi per approvvigionarle. Ma ricordiamoci che gli alberi non sono energie rinnovabili, perché ci mettono tanti anni, dei decenni a crescere. Non è che io brucio un albero e poi mi ricresce in un anno. Quindi questo termine rinnovabile bisogna stare molto attenti a che tempi ci diamo, e visto che noi abbiamo bisogno di creare delle energie rinnovabili e di uscire da questa crisi ecologica in poco tempo, di sicuro non è tagliando gli alberi o creando appunto centrali a biomassa legnosa troppo grandi, non dimensionate sul territorio, che hanno bisogno di essere approvvigionate, o portando legname da lontano o tagliando i boschi. Non è di sicuro questo il futuro che dobbiamo perseguire, insomma non è questo l'energia rinnovabile che dobbiamo cercare. Scusatemi se mi sono un po' dilungata e non so se ci sono delle domande. Ecco, sì. Ok. Ma allora vedo questa una domanda: nella speranza che la nostra società inverta la rotta e inizi a preservare i boschi, cosa possiamo fare concretamente noi cittadini? Allora, per quanto riguarda nei confronti del bosco, io credo che conoscere queste cose e cercare di diffonderle sia importantissimo, perché con la coscienza proprio di questo è già una cosa molto importante. Una cosa che possiamo, per esempio, ci sono tante azioni, ovviamente la cosa più importante che possiamo fare tutti è di ridurre i consumi, perché è dalla continuare a consumare che poi ne derivano le necessità di produrre e di avere sempre più energia. Non c'è nulla che, voglio dire, è imprescindibile questo fatto, anche se la nostra società ci porta a consumare sempre di più e produrre sempre di più. In realtà non ne usciamo se non riduciamo i consumi. Non basta fare energie rinnovabili, perché questo qua diciamo andrà a sostituire le energie fossili, e ridurrà probabilmente le emissioni, ma non riuscirà diciamo, a superare la crisi ecologica, perché questa dipende anche dalla distruzione della biodiversità e noi abbiamo superato durante gli ultimi anni. Sapete che l'Italia, per esempio, scusate, che tutta la Terra, in genere, mi sembra quest'anno il 1° agosto, se non sbaglio, praticamente noi il 1° agosto avevamo finito di consumare tutto quello che la Terra aveva prodotto in quell'anno, e da quel momento in poi siamo andati a intaccare quello che è il capitale, quelle che sono le risorse proprio della Terra, non quello che produce ogni anno. Quindi quando noi dovremmo ritornare a una economia in cui quello che viene prodotto consumiamo, ma non andiamo a intaccare il capitale che c'è dietro. È come nel bosco: se io vado a tagliare più di quello che il bosco produce ogni anno, chiaramente faccio crollare l'ecosistema forestale, l'ecosistema bosco. Una cosa anche che possiamo fare noi è, ovviamente, le nostre scelte personali di tante persone possono influenzare le scelte di chi sta sopra di noi. Anche per esempio
dove investiamo i nostri soldi, dove il nostro stile di vita che può spingere, per esempio adesso che molte persone diventano vegetariane oppure mangiano meno carne, chiaramente gli allevamenti di animali e la produzione di carne dovrebbe lentamente andare riducendosi. Questo per esempio è uno degli esempi. Sapete tutti che la produzione e gli allevamenti di bestiame e di carne di qualsiasi tipo sono una delle cose peggiori per i nostri ecosistemi. Quindi adesso non so se ho risposto perché sono tantissime cose. Ecco, non so se c'erano altre domande, Serena. Sì, Paola, guarda, ci sono alcune riflessioni che adesso magari facciamo scorrere. Ok. Non serve che li leggo, penso che tutti li vedano direttamente. Sì, guarda, c'è questo, poi se tu poi, non so se vuoi magari commentare, ecco, come... Sì, ecco, no, un'altra cosa che prima che non ho detto che mi viene in mente perché l'avevamo accennata all'inizio, quando si parlava della pandemia, no? Questa pandemia di coronavirus è sicuramente collegata alla nostra azione sugli ecosistemi. Sapete, penso che avete tutti letto che tantissimi virus sono venuti dalle foreste, cioè sono usciti, tra virgolette, dalle foreste, nel senso che tanti virus e tanti batteri queste zoocenosi, che sarebbero queste malattie che vengono proprio da un passaggio dagli animali all'uomo, arrivano perché noi andiamo a toccare, andiamo continuamente a influire su quello che è l'ecosistema naturale, le foreste. E sapete che le foreste del mondo sono diminuite del 50%, quindi è una cosa enorme. E fra poco, se continueremo a tagliare, a bruciare, a distruggere foreste, soprattutto quelle, sapete, dell'Amazzonia o delle fasce tropicali, noi arriveremo al punto del non ritorno. Ma non sono solo quelle, come vi dicevo, anche le foreste della Siberia stanno avendo un tracollo, quindi questo è veramente preoccupante. Però, ecco, ricordiamoci, adesso che abbiamo avuto la pandemia, io ho sentito dire tantissime volte già dal primo lockdown, adesso quando ricominceremo la vita normale sarà tutto diverso, abbiamo capito, abbiamo qua, abbiamo là. Quando è ricominciata la vita normale, in realtà non abbiamo visto questo, perché il primo pensiero, soprattutto che arriva dai politici, non sto parlando della gente comune soltanto, ma è stato quello di aumentare il PIL, di produrre di più, di fare infrastrutture, di costruire strade, di fare un sacco di cose e di tutti i grandi discorsi di attenzione all'ambiente e di ridurre i consumi, eccetera, non se n'è più sentito. Adesso siamo di nuovo nei guai con un altro lockdown, speriamo di riuscire a superare questo momento, però io purtroppo sono molto pessimista perché non credo il vaccino potrà superare questo momento critico. Però io credo che possiamo inventarci tutti i vaccini del mondo, tutte le tecnologie che vorremmo, ma se noi non facciamo un passo indietro e non cerchiamo di preservare la nostra terra, la biodiversità e di lasciare in pace le foreste, gli ecosistemi naturali, finito un virus ne arriverà un altro. Purtroppo ce ne sono tantissimi virus che stanno adesso e i batteri che stanno colpendo in varie parti del mondo. Poi grazie alla globalizzazione li portiamo in giro. Io credo che come vai è stato un segnale del cambiamento climatico, un messaggio importantissimo che purtroppo non stiamo ascoltando. Anche questa pandemia è un messaggio che ci arriva dalla Terra e se non lo ascoltiamo purtroppo ci troveremo travolti da una serie di eventi come questo. Io temo che non sia l'ultimo. Che sia, non voglio essere pessimista, perché io amo la vita e amo sì, sono la prima a cui non piace vivere così e trovo veramente terribile quello che devono vivere, soprattutto le nuove generazioni. E credo che noi continuiamo a dirlo, continuiamo a dire che dovremmo pensare ai giovani, ai figli e questo e quello, però in realtà non lo stiamo facendo veramente. Non stiamo cercando di cambiare veramente la radice delle cose. Cerchiamo di ovviare con le tecnologie, con tutte queste cose che non sono sufficienti.
perché nel momento che noi avremo distrutto la biodiversità del pianeta, nel momento in cui le foreste saranno decimate, gli oceani saranno alterati in tutto quello che sono, non possiamo fare quello che vogliamo, ma come dire, in questo pianeta viviamo, che è un pianeta finito, e non è possibile. Noi siamo come tutte le altre popolazioni di animali, avremo un picco di espansione e poi avremo un crollo. Noi potremo arrivare in cima a questo picco, anzi sicuramente stiamo arrivando, se non siamo già arrivati, e cercare di mantenerci in un equilibrio dinamico, ma un equilibrio, oppure se continuiamo a distruggere faremo la fine di tutte le altre popolazioni che magari mangiano, poi arrivano a un punto di culmine e poi crollano. Cioè non siamo sì più tecnologici, però siamo anche soggetti a delle regole naturali, proprio perché siamo organismi viventi su un pianeta che si chiama Terra. Bene, Paola, purtroppo il tempo è finito. Purtroppo, perché se ne potrebbe veramente parlare ancora. Tra l'altro vedo che stanno continuando ad arrivare commenti, ci sono ancora altre 2 o 3 domande, non so se poi tu vorrai commentare rispondendo tu personalmente sotto la live. Comunque io ringrazio, faccio entrare un saluto velocissimo Maria Cristina Andreoni, grazie per essere stata qui. Grazie a te. Posso dire una sola cosa? Intanto volevo ringraziare Paola. Sì, ringrazio Paola perché come sempre è interessantissimo. La consapevolezza e la conoscenza, la divulgazione sono fondamentali. La natura ha un effetto boomerang esponenziale, quindi bisogna veramente essere consapevoli di questo. E lascio con una domanda provocazione, che è questa. Potrebbe essere che il bosco diventi una nuova forma invece di business, visto che ci sono enti come il CNR che in collaborazione con il CAI, ad esempio, stanno facendo studi sulle terapie delle foreste e su quanto la foresta faccia bene a cuore e anima? Questa è la domanda con cui lascio tutti. Grazie mille Maria Cristina, grazie. Grazie mille Paola ancora per essere stati qui, noi dobbiamo per forza chiudere. Certo. Grazie. Io vi ricordo a questo punto l'evento successivo, che sarà l'ultimo della giornata del festival, della settimana del Festival della Scienza di Verona, tra pochissimo, dal titolo I diritti del mare, per parlare delle mobilitazioni delle campagne in difesa del mare, assieme a Maria Rita Dorsogna e Cosimo Lamanna. Quindi grazie a tutti per la partecipazione e una buona serata.